È scaduto il termine per presentare le schede della dichiarazione dei danni a seguito della mareggiata di fine ottobre. È possibile quantificare per la parte pubblica quanto danno ha avuto la Liguria? Ma guardi, una prima stima sembrerebbe attestarsi sui 200 milioni di euro su base regionale, quindi un danno enorme e l'ordinanza di protezione civile porta con sé una dotazione di 53 milioni di euro per tutta l'Italia. L'ordinanza di protezione civile quale dotazione finanziaria porta con sé per il ripristino dei danni? Porta una dotazione di 53 milioni di euro su base nazionale. Alla Liguria in proporzione spetteranno circa 6 milioni e mezzo barra 7 milioni di euro. A fronte dei 200 milioni di danni complessivi è evidente che bisognerà attingere altre risorse ed è quello che il Presidente Totti sta facendo, cercando in conferenza Stato-Regioni di promuovere una norma primaria che porti con sé una dotazione tale da poter far fronte in maniera abbastanza adeguata ai danni totali. Oltre a questo, la strada che Regione Liguria sta percorrendo è quella della costituzione di un fondo di garanzia. Eh beh certo, perché tante imprese che sono andate distrutte hanno una difficoltà enorme ad accedere al credito e quindi la costruzione di un fondo di garanzia è un elemento molto importante per poter ripartire, anche alla luce del fatto che molti operatori balneari hanno la scadenza, cioè tutti gli operatori balneari hanno la scadenza delle concessioni nel 2020, quindi le banche hanno difficoltà ad accordare credito in una situazione di questo tipo. L'elemento però, a mio avviso molto importante, è che si sta lavorando per far sì che la proroga delle concessioni, che poi non è una proroga, ma è una proroga dovuta all'emergenza, quindi non si bypassa la Bolkestein, sia calibrata in funzione dell'investimento che fa il proprietario, il titolare della concessione, fino a un massimo di 10 anni e questo darebbe respiro per poter ammortizzare l'investimento.